tra l'Ucraina e la Russia, la pace in Medio Oriente e, se possibile, anche la pace tra Pakistan e India. Il comignolo della Sistina, inquadrato da Vatican Media, continua a fumare, signore e signori. C'è questo drone che sta volando proprio sopra il tetto della Cappella Sistina in questo momento, e il comignolo sbuffa. Certo, ora non è più un fumo copioso come era prima, evidentemente siamo quasi verso la fine delle ultime schede, le schede dello scrutinio di oggi pomeriggio, ma il Papa è stato eletto. E dunque adesso una figura che riguarda credenti e non credenti. Questa figura necessariamente si affaccerà e pronuncerà il suo primo discorso, il suo primo saluto alla piazza, e naturalmente da questo trarremo ulteriori auspici, perché la Chiesa, la vecchia Chiesa, Paolo VI diceva, permettetemi questo momento di emozione, Paolo VI diceva: la vecchia Chiesa superstite di 1000 naufragi. Ce la farà ancora, e ce l'ha fatta. Quindi la vecchia Chiesa superstite di 1000 naufragi è la forza morale che è in grado di dire dei no importanti in un mondo che è sempre più in mano alle macchine, sempre più tecnologico, sempre più in fondo lontano dal trascendente. Non è necessario essere cristiani o credenti per poter apprezzare questo momento, o comunque per unirsi spiritualmente o in animo, come meglio credete, a questo momento. Basta semplicemente pensare che l'uomo che si affaccerà tra poco è un uomo che, quando parla, non ha solo la responsabilità delle ricadute su 1.400.000.000 di esseri umani su questo pianeta, ma le sue parole hanno un valore per il mondo, perché questa è la forza della Chiesa universale. Cattolico questo vuol dire, appunto. E il tempo, sì, prendiamo queste telefonate, Sveva, allo 0292947222. Ancora non è stato comunicato né il nome dell'eletto né come ha scelto di chiamarsi, ma è questione di pochi minuti, Antonino, molto probabilmente. Sì, pronto, Antonino, chi è là? eccoci. Sono Sveva. Ciao, Sì, adesso ti passo la telefonata. benissimo. Pronto, chi è là? Non era pronto. Purtroppo non le abbiamo, adesso la riprendiamo subito. Vai tranquilla. È un tempo di speranza, sì. E poi vedete, non succedeva dal 700, dall'anno santo 1700, che un papa morisse durante l'anno santo. E anche qui, vedete, questa è, se volete, la stessa anche il fatto che si sia arrivati comunque in tempi molto rapidi all'elezione di un papa dimostra che evidentemente tutte quelle divisioni che c'erano, comunque quelle visioni diverse sul futuro della Chiesa, sono state superate. Chi potrebbe Antonino, essere? Sì, scusami, ho pronto, la chi è prima là? chiamata. Sì, pronto? Antonino, ciao. Ciao carissimo, Francesco da Arona, dimmi. Ciao, grazie. Volevo condividere con te questo momento magari storico che entrerà nella storia. È un momento storico, come no? Noi ci siamo proprio dentro, proprio nel mezzo, io, tu e tutti quanti. Infatti, speriamo bene. Adesso a breve diranno chi sarà il nuovo Papa e anche il nome, che sarà anche importante, presumo. A vedere un Molto attimino un po' come tu importante. stavi spiegando, che visto che alla quarta votazione, giusto? Se non erro. Prima 2-3, sì, questa è la quarta votazione, sì. Ecco, alla quarta votazione, quindi vuol dire in tempi molto molto ristretti hanno trovato una convergenza, e vediamo un attimino un po' il futuro il soglio di San Pietro, che comunque adesso le cose brutte che ho visto in televisione, il gabbiano così, però i gabbiani stanno sempre dove c'è il pesce. Pietro Certo. era un pescatore, se non erro, giusto? Certo. E il suo nome Certo originale che era pescatore. Simone, giusto? Sì. Ecco, quindi il gabbiano sa dove c'è il pesce, quindi sa dove c'è da mangiare, sa dove c'è la vita, e io voglio
magari è una cosa un po' strana, no? Però il gabbiano ha a che fare con i pescatori, quindi con San Pietro. Era già lì ieri, questi giorni qua, e oggi finalmente è arrivato il nuovo successore di San Pietro, che era un grandissimo pescatore. Anche io sono un pescatore, perché abitando sul lago Maggiore, che è un gran bel lago, la butto lì così, no? Magari è una stupidata, però comunque sono sempre segnali che io interpreto così. Sì, ma poi Antonino, guarda, proprio nei minuti in cui il comignolo ha cominciato a fumare bianco, c'era una famiglia di gabbiani con un pulcino che vedi? lo stavano nutrendo. Quando io ho visto il pulcino mi è venuto spontaneo dire porta novità. Nemmeno a Porta farla novità, apposta, pochi giusto. secondi ha cominciato a vomitare fumo bianco. Giusto. E i gabbiani stanno sempre dove c'è l'acqua, dove c'è il pesce, quindi San Pietro arriva da un posto di mare, era un pescatore, e quindi di buon auspicio. Speriamo in bene, e che adesso vediamo come si chiamerà e chi è il nuovo Papa. Comunque ho voluto certo. condividere con te questo momento, che sai che ti voglio bene, e ti saluto e ti mando un grosso abbraccio, ma molto grosso, perché abbracciarti a te ti voglio, no? Veramente. Però sei veramente un grande, ben volentieri, mio ti stimo caro, veramente. Ciao Antonino, sai, un abbraccione e speriamo in bene. Ciao. un abbraccio a te, un abbraccio a te. In questo momento stanno suonando anche le campane delle chiese e in particolare anche qui a Castano Primo possiamo ascoltare le campane della chiesa qui di San Zenone, e come vedete le chiese suonano a festa in tutto il mondo per annunciare l'elezione, l'avvenuta elezione del pontefice. Se siete in Piazza Duomo al Milano, molto probabilmente state sentendo suonare anche il Duomo, perché il Duomo ha le campane incorporate al suo interno nel Tiburio e vengono suonate a Batacchio. Se voi state sentendo il Duomo suonare è perché sta festeggiando anch'esso l'elezione del Papa. Sì, mettiamo il video di Vatican News, ovviamente senza l'audio, non abbiamo i diritti, credo, per trasmettere, però si vede che c'è il logo Vatican Media, quindi credo che li possiamo tranquillamente riprendere e citare. Allora, siamo sempre in attesa di scoprire naturalmente chi sarà il prossimo Papa, come Antonino, si c'è chiamerà. un'altra chiamata. Sì, vai con l'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, Nando di Pioltello. Ciao Nando, ben trovato. Devo dare una brutta notizia all'amico di Arona, mi sa. Guarda, Levitico 11 oppure Deuteronomio 14, la leggo dal Deuteronomio, capitolo 14, versetto 11. Potrete mangiare qualsiasi uccello puro, ecco quelli che non dovete mangiare: l'aquila, lo sifraga, l'aquila di mare, il nibbio, ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano, eccetera, eccetera, eccetera. Il gabbiano, che a quanto dicono era presente anche l'elezione di Bergoglio, è un uccello impuro, quindi non credo che porti fortuna. Io spero solo nel male minore. Quello era il Vecchio Testamento, però, per cui io mi attaccherei più al Nuovo. Io spero nel male minore, che potrebbe essere il cardinale Bingo Bongo che viene su dal Congo, perché rispetto a quelli italiani mi piace di più lui. Ciao. Ciao. Vabbè, noi veramente in quanto cattolici e cristiani siamo per il Nuovo Testamento, quindi il Vecchio sì, lo teniamo presente, ma vi ricordo che anche da un punto di vista, come posso dire, da un punto di vista giuridico, vi ricordo che nostro Signore ci insegnava nel canonico, quando ha predicato nel Vangelo, ha confermato oppure cancellato alcune norme e precetti della legge mosaica, per cui come potete immaginare credo proprio che la questione della purezza o meno del gabbiano passi abbondantemente in secondo piano. Vedete, adesso le stiamo trasmettendo anche noi le immagini appunto da Vatican Media, le immagini che arrivano direttamente da Piazza San Pietro, dove tutto ormai cospira a dirci che siamo pronti per
avere già qualche indiscrezione. Ovviamente, ripeto, ci vorrà tempo perché il Papa si deve vestire, si deve preparare, molto probabilmente farà un altro passaggio in Sistina e poi, accompagnato dai cardinali, si muoverà verso la loggia delle benedizioni. È un momento epico, è un momento storico e di conseguenza è chiaro che richiede anche il suo tempo. Certo, diciamo così, quando c'era stato questo, come possiamo dire, quando c'era stato questo momento, questo inizio di conclave, ci si era detti, durerà a lungo, durerà qua, durerà là. È anche vero che il mondo è cambiato, il mondo va molto più veloce. La Chiesa non deve certo seguire il mondo, ma come mi è stato fatto notare in questi giorni, la sede non si può nemmeno lasciare vacante a lungo, perché poi ci sono problemi urgenti da affrontare, da risolvere e così via, e di conseguenza è necessario aspettare ed è necessario, diciamo, interrogarsi il giusto per avere l'elezione del pontefice. Il fatto che sia stata un'elezione molto veloce implica che le divisioni che c'erano tra progressisti e conservatori, bergogliani e non e così via, implica che tutto questo sia stato superato evidentemente con una figura che deve essere in grado di mettere d'accordo tutti. Si era parlato della potenzialità, della possibilità di eleggere Tagle nel caso in cui ci fosse stata una scelta, diciamo, di carattere geopolitico che significava anche proseguire e anzi intensificare il dialogo con la Cina. Dopodiché è il caso di vedere, insomma, quello che succederà. Tra l'altro, a proposito di Cina, sapete che nei giorni scorsi, proprio con Papa Bergoglio appena morto, era in corso uno sgarro, chiamiamolo così, uno sgarbo da parte delle autorità di Pechino che avevano proceduto a nominare due vescovi senza sottoporre il dossier al Vaticano, perché l'accordo funziona che Pechino li propone e il Papa sceglie tra quelli che vengono proposti. Questo non è avvenuto, è stato interpretato come uno sgarbo, è stato interpretato come un brutto segnale e ça va sans dire, il nuovo Papa, chiunque egli sia, perché al momento non sappiamo ancora chi sarà, il nuovo Papa dovrà certamente, tra le prime cose, occuparsi di questa vicenda e occuparsi di una realtà, la Cina, con cui c'è appunto dal 2018 in piedi questo accordo che è stato mediato e realizzato su impulso di Bergoglio da Parolin, accordo che è stato ampiamente criticato, l'abbiamo già detto più volte, è stato criticato specie dai falchi come Joseph Zenzekiu, che è stato l'arcivescovo di Hong Kong, ma naturalmente è chiaro che nel momento in cui il tuo Papa, il tuo capo ti dice di fare l'accordo, tu vai e lo fai, non è che c'è altro da dire. Per cui vediamo adesso che cosa succede. Il telefono è sempre aperto, 0292947222. Un aiuto logistico, mi prendete il bidone della corrente lì? Sì, grazie. Ecco, scusate, ma necessito di un supporto logistico che ora arriva. Sveva, sei svenuta o sei ancora tra noi? Sono qui con voi, più attenta che mai. Veramente Hai posso visto? dire Dimmi. un'emozione grande, anche perché vedere da Milano, casa mia, qui sugli schermi di tutto il mondo e poi Ecco. soprattutto quando c'è stata la fumata bianca per Papa Francesco, comunque io me la ricordo, ma ero piccola. Certo. Quindi Ecco, diciamo bello, nel bello. frattempo in piazza San Pietro sta arrivando il picchetto degli svizzeri, la guardia svizzera e la banda che naturalmente sta suonando l'inno del Vaticano, quindi il Papa molto probabilmente potrebbe affacciarsi a breve. Il nuovo Papa potrebbe presentarsi, il cosiddetto annuncio alla piazza, come viene detto, perché chiaramente, ecco qua, vedete la banda che si sta per andare a schierare insieme a tutto il picchetto, vedete anche
la bandiera vaticana che viene portata dagli svizzeri, quindi la sede adesso non è più vacante, ma è sede plena, ladies and gentlemen. E vediamo un po' chi sarà questo nuovo Papa. Speriamo bene. E naturalmente, insomma, ognuno ha il suo preferito. Vediamo. Io sono possibilista. Per adesso non abbiamo ancora né nome né altro, però vedete che la banda sta raggiungendo intanto il centro del Sagrato di Piazza San Pietro, per cui questo significa che tra non molto potremo conoscere il nuovo pontefice e potremmo ascoltare le sue prime parole alla folla prima della benedizione Urbi et Orbi, cioè alla città e al mondo. Ecco qua, vedete anche le coloratissime divise degli svizzeri con la loro celata. Si è sempre detto che probabilmente sarebbe stato Michelangelo a disegnare questa divisa per loro. Non c'è mai stata in realtà una fonte certa su questa cosa, però devo dire che fanno il loro effetto. Loro sono reclutati appunto tra cittadini svizzeri di provata fede cattolica, giurano con le 3 dita a segno della Trinità e, se non sbaglio, il loro mandato, il loro periodo in Vaticano è di 3 anni di servizio, non vorrei sbagliarmi. Comunque, gli svizzeri si schierano. Ecco, ora la banda sta facendo un'evoluzione perché ha svoltato verso destra, si muove ancora proprio sotto la loggia delle benedizioni, quindi che ora è? Le 6:32 minuti, le 18:32 minuti e 42 secondi in questo momento, per cui ormai è questione veramente di poco. E insomma, la storia si fa, amici e amici miei, ma non dell'avventura. E in questa puntata numero 993 di Zoom, poco prima di arrivare a 1000, questa trasmissione, povera ma bella, ha il privilegio di raccontarvi ancora una volta la storia. Devo dirvi una cosa, 993 puntate, permettetemi di dirlo, abbiamo raccontato storie di estremo dolore, abbiamo raccontato momenti di guerra, abbiamo raccontato momenti di disperazione, abbiamo raccontato la storia. Io spero e prego veramente che questo possa essere un momento di quelli da ricordare con gioia, positivamente, che sia positiva per tutti noi che attorno a questa trasmissione bene o male ci ritroviamo, perché la radio crea una comunità. Quindi permettetemi l'augurio che vi faccio. Allora, la banda si è schierata, gli svizzeri si sono schierati e presentano le armi. Ragazzi, mi sa che manca poco. Sveva, allora, nel momento in cui vedremo il cardinale Mambertì, che è il protodiacono che uscirà fuori e annuncerà, io tacerò e tu darai l'audio appunto della diretta da Piazza San Pietro, d'accordo? Certo, va benissimo. Tu magari avvisami qualche secondo prima, perché non avendo l'audio non posso sapere quando c'è il cardinale. Non ti preoccupare, te lo dico io quando è il momento, perché tanto lo vedrai, le telecamere zoomeranno sulla loggia delle benedizioni e vedrete uscire il cardinale Mambertì e a quel punto sentiremo tutti come si chiama l'eletto e lo vedremo apparire dopo poco. Va benissimo, sono pronta. Perfetto. Allora, ancora non si sa, non ci sono indiscrezioni sulle agenzie, tra l'altro, devo dire la verità, deve aver funzionato bene stavolta il silenzio imposto ai telefonini in Vaticano, perché all'altro conclave diciamo che qualcuno telefonava un po' troppo, va, mettiamola così. Però stavolta sembra proprio che non sia filtrato assolutamente niente, signore e signori. Vediamo che cosa capita, vediamo un po'. Vediamo, perché ormai è questione, credo, di pochi minuti, visto che la banda è già schierata, la folla è ormai pronta, tutti col naso all'insù, che guardano verso la loggia delle benedizioni.
Piazza San Pietro si è riempita in una maniera veramente clamorosa, per cui la folla è quella delle grandissime occasioni. Questa è una grandissima occasione, noi siamo qui a raccontarvelo e naturalmente c'è qualcuno che dice paroline, vedremo, non si sa, insomma, ancora non si sa nulla, per cui noi non ci sbilanciamo, ci stiamo zitti e attendiamo gli eventi, perché tanto ormai sarà questione di pochi minuti davvero e sarà la fine di questo conclave e scopriremo chi è l'uomo che è stato scelto dall'alto per diventare il nuovo vicario di Cristo. Chissà poi che cosa farà, chissà poi quali saranno le sue decisioni. Ecco che arrivano i carabinieri, la banda dei carabinieri che si schiererà accanto a quella vaticana, perché poi naturalmente suonano sia l'inno nazionale che l'inno, cioè sia l'inno del Vaticano che l'inno nostro, Fratelli d'Italia. I carabinieri intanto stanno attraversando la piazza, la banda dei carabinieri ben schierata. Sempre l'arma in queste occasioni fa sempre un'ottima figura per la preparazione, lo stile, l'ordine e la disciplina. Ecco qua, con i lucidi ottoni, vedete che stanno avanzando nel centro della piazza. I carabinieri sfilano ovviamente con l'alto uniforme, con il loro bellissimo cappello storico. Qui vengono inquadrati adesso dei religiosi da Vatican Media. Ecco, i carabinieri marciano, poi ci sono ovviamente dei picchetti d'onore delle armi delle forze armate italiane. Vedo che ci sono anche marinai, avieri, un picchetto dell'esercito, perché giustamente si devono schierare anche loro per rendere omaggio al Papa. Vi ricordo che queste cose accadono perché l'Italia, con il concordato, si è obbligata a garantire la sicurezza del conclave. Nel 1929 l'accordo appunto che chiuse la questione romana ha imposto all'Italia di garantire appunto la sicurezza del conclave, di garantire la libertà di comunicazione del Vaticano in qualunque condizione, anche in caso di guerra, per cui noi dobbiamo sempre e comunque garantire libertà di accesso. Ecco, vedete ancora che si stanno schierando ora i nostri militari, gli svizzeri e la banda vaticana guardano i carabinieri che stanno facendo anche loro un'evoluzione, si stanno mettendo sulla parte destra della piazza, per chi guarda rivolto con la faccia al portale della Basilica Vaticana. Abbiamo l'esercito italiano, vedete c'è un picchetto di marinai, c'è un picchetto di avieri che naturalmente stanno marciando sul sagrato di San Pietro per schierarsi in perfetto ordine. E nel frattempo sono le 18:39 minuti e 10 secondi, ancora non sappiamo chi è l'eletto, attenzione. Cavolo, a quest'ora veramente di solito si sapeva già, incredibile. Vabbè, ci riserviamo la sorpresa insieme a voi, amici miei, ma non dell'avventura. Se volete abbiamo ancora tempo per prendere qualche telefonata, per sentire anche le vostre vive impressioni nel caso. Bene, la banda dei carabinieri si è fermata, sta cominciando a suonare. C'è anche un picchetto della Guardia di Finanza. Quindi ci sono praticamente, si stanno schierando, eccoli qui, elegantissimi e in ordine, anche i nostri militari si mettono affiancati e siamo pronti, insomma, per aspettare l'arrivo di Mambertì che chiaramente il cardinale protodiacono farà l'annuncio alla piazza. Vi ricordo appunto dirà Annunzio vobis gaudium magnum habemus papam e poi dirà il nome dell'eletto e il nome pontificale che ha scelto, per cui vediamo che cosa accadrà, insomma.
Qui tutto tace, è stata una fumata bianca copiosa. L'auspicio è che questo Papa ora, al di là della regola dei 2/3 che è stata voluta da Ratzinger, regola che peraltro, o meglio, Ratzinger l'ha resa sempre obbligatoria, la regola dei 2/3. L'idea di fondo era eleggere un Papa con la più ampia convergenza dei cardinali. L'augurio è che sia stato eletto con dei voti ampiamente al di sopra del quorum che era fissato a quota 89. Allora, le forze armate sono schierate, sia quelle vaticane che quelle italiane, e aspettiamo a questo punto che arrivi, che si apra la finestra, il finestrone della Loggia delle Benedizioni, e venga fuori il cardinale Mambertì e scopriremo come si chiama questo nuovo Papa, chi è. Vediamo che cosa succede. Allora, i nostri militari sono in posizione di riposo. Li vedete inquadrati anche sui vostri schermi se ci state seguendo dal canale 252 del Digitale Terrestre, oppure attraverso l'app Twitch, YouTube e così via, o anche la nostra pagina Facebook. Ecco, vedete inquadrato Sean O'Malley con la barba, che è cardinale non elettore e che nell'altro conclave era stato indicato tra i papabilissimi, però non è andata così. Questi sono alcuni cardinali appunto non elettori, che come tali sono fuori dal recinto del conclave, e quindi anche loro aspettano di scoprire chi sarà l'eletto. La banda vaticana continua a suonare. Quello vestito da cappuccino è ovviamente padre Cantalamessa, che molti di voi hanno conosciuto. Allora, quello a sinistra che vedete inquadrato vestito da cappuccino è O'Malley. Quello a destra che sta guardando il cellulare è invece padre Cantalamessa, che è stato predicatore vaticano. Molti di voi lo conosceranno perché è stato anche un volto televisivo, vi ricordate, quando conduceva a sua immagine e faceva il sabato commento della Bibbia su Rai 1. Allora, noi ci siamo schierati, si sono schierati i militari, ci siamo schierati tutti quanti, manca solo Mambertì. Ecco, la banda dei carabinieri sta suonando l'inno vaticano. Ancora dobbiamo aspettare un pochino perché chiaramente, insomma, ci siamo tutti. La serata è una bella serata di primavera manzata, è un bel giorno di maggio, vi ripeto, carico di significato. Oggi l'8 maggio, la Madonna di Pompei, oggi l'8 maggio, 80 anni dalla resa della Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con tutto il carico di dolore, almeno in Europa, perché poi sapete che il Giappone si è arreso il 16 di agosto del 45, quindi la fine di lutti e devastazioni in questo vecchio continente. Chissà, sarà forse un italiano, chi lo sa. Vediamo un po'. Al momento c'è uno scambio di cortesie tra il comandante degli svizzeri e il comandante dei carabinieri, che si stanno rendendo omaggi a loro volta. Ecco, vedete che il comandante degli svizzeri sta passando in rassegna il drappello italiano, mentre il comandante dei carabinieri, insomma, l'ufficiale in comando del picchetto dei carabinieri, sta rendendo gli onori alla bandiera vaticana. E ormai mi sa che ci siamo, ragazzi, mi sa che ci siamo quasi. Vediamo un po' che cosa accade. Naturalmente ormai siamo tutti pronti, per cui se volete fateci vedere questo Papa e noi scopriamo chi è, ecco. Da notare che ancora non si sa nulla, è incredibile, veramente incredibile.
Vediamo. Proviamo a scoprire chi è. Vedete che c'è gente che festeggia, che inneggia al Papa, che ancora non sa chi sia, però noi siamo sempre qua. Chiaramente questo significa che se la banda si è schierata, Manbertì con tutta la processione appresso, tra cui appunto il neoeletto, dovrebbero essere ormai quasi dietro le finestre della loggia delle benedizioni. È chiaro che poi la vedremo aprirsi e a quel punto, nel momento in cui si aprirà, daremo ovviamente l'audio a Piazza San Pietro e ascolteremo dalla viva voce del neoeletto chi è, cosa vuole fare. Insomma, cosa vuole fare non credo proprio, però è chiaro che dirà qualcosa. È da Giovanni Paolo II in poi che, quando il Papa si presenta alla loggia delle benedizioni, usa dire qualcosa, usa far sentire la sua voce e dare un indirizzo di saluto ai fedeli. Voleva farlo nel 1978, voleva farlo anche Giovanni Paolo I, Albino Luciani, ma gli dissero che non si usava e lui rifiutò, non fece altro. Per cui aspettiamo, insomma. Poi l'indomani, parlando di sé, abbandonò il noi, disse: ieri quando andavo a votare alla Sistina non immaginavo il pericolo che incombeva su di me. E naturalmente quello fu un cambio di paradigma che scioccò non pochi tradizionalisti. Poi quando disse che Dio era anche madre, vabbè, lì li mandò ai pazzi, ma questa è un'altra storia. Allora, ecco ancora la folla che festeggia in piazza San Pietro e naturalmente vogliamo sapere anche noi chi è. Naturalmente diciamo un po' chi è questo nuovo Papa. Questo nuovo Papa, vediamo un po', anche perché intanto si sono fatte, che ora è? Le 18:48, quasi le 18:49, e quindi naturalmente ormai il Papa si sarà evidentemente già vestito da Papa e procederà chiaramente. Vi ricordo quindi la notizia: alle 18:08, 18:09 c'è stata la fumata bianca. Dopodiché questo ha significato che al quarto scrutinio il Papa è stato eletto e aspettiamo adesso di scoprire chi è, aspettiamo di vedere il protodiacono Manbertì e di scoprire dalla sua voce chi sarà questo nuovo pontefice. I nomi li conoscete tutti, si è parlato più volte appunto del segretario di Stato Pietro Parolin, si è parlato di Pizzaballa, il bergamasco Pizzaballa. Comunque mi viene detto che qualcuno mi spiffera Parolin, però non ho elementi per confermare la cosa. E io quindi ve la dico così come mi è stata riferita. Potrebbe essere lui il Papa, ma io non ho elementi per confermarlo, quindi prendetela come una voce e naturalmente è una voce che tale è e tale resta. Quindi fino all'ultimo le ipotesi sono tutte valide, ma tanto tra poco sarà il momento della verità, quindi io non mi assumo responsabilità per eventuali spifferi in arrivo prima che dalla Sistina filtri fin qui il nome del neoeletto. Vedete ancora gente che festeggia in piazza, siamo tutti contenti, almeno io spero siate tutti contenti. Via della Conciliazione piena di gente all'inverosimile fino ad arrivare a Lungotevere. Roma come sempre bellissima nelle inquadrature che ci giungono dal drone in volo su Piazza San Pietro. Vedete sullo sfondo il Tevere e naturalmente aspettiamo Manbertì perché fino a quando non arriva lui e ci dice chi è non concludiamo nulla. Poi dopo trarremo ovviamente tutte le analisi del caso per capire chi è e per capire
come sono andate le cose. È stata un'elezione relativamente, insomma, abbastanza veloce, diciamolo pure, il che significa che hanno trovato qualcuno in grado ampiamente di mettere tutti d'accordo e di arrivare alla conclusione, di arrivare ad avere la soluzione del dilemma. Poi sapete, sono state giornate di congregazioni generali un po' particolari. Stamattina Max Del Papa diceva ce l'hanno fatto vivere come un reality show. La colpa ovviamente non è dei cardinali, però su questo Max aveva ragione. C'è stata un po' troppa insistenza delle telecamere e dei microfoni, soprattutto verso i porporati, alle volte con delle domande francamente discutibili, tipo vi state parlando tra di voi? E uno diceva, io veramente ho sognato fino all'ultimo che uno di loro gli rispondesse no, ci guardiamo male in faccia e ci mandiamo a quel paese. Però evidentemente si sono parlati anche bene. Allora, O'Malley sta parlando col Cardinal Bagnasco, l'ex presidente della CEI, dopo Ruini, ex arcivescovo di Genova, anche lui non è elettore perché è classe 43, quindi ha 82 anni. Vi ricordo che nel 70 Paolo VI con l'ingravescente Metate ha stabilito che i cardinali sopra gli 80 anni perdono gli incarichi in curia e soprattutto non possono essere più elettori in conclave. C'era il tedesco progressista, l'ho visto inquadrato un attimo, ma non mi ricordo più il suo nome, benedetti Dio. Scusate, eccolo qua inquadrato, Dio mio, mi scordo ogni volta come si chiama lui, se no ve lo dicevo pure chi era. Perdonate, ma è un momento di emozione e anche un momento, se volete, di poco sonno, perché è stato veramente un periodo adrenalinico, insomma. Questo è il terzo conclave che mi capita di seguire. 20 anni fa ero davanti a un televisore a tubo catodico ad affaritaliani.it e ora siamo qua tutti assieme con la radio, a Radio Libertà, e vi stiamo portando, grazie anche a Vatican Media, in piazza San Pietro per vedere l'annuncio alla piazza e quindi scoprire chi è il nuovo Papa e che nome ha scelto, come si chiamerà. Paolo VII, Giovanni Paolo III, Giovanni XXIV, Pio XIII. Se fosse Pio XIII, secondo me a molti conservatori verrebbero i brividi dietro la schiena. Niente, ancora non abbiamo il, come si dice, l'affaccio del cardinale protodiacono, appunto Dominique Mamberti, che dovrà per forza dirci che habemus papam e scopriamo come si chiama. Vabbè, possiamo prendere delle telefonate però nel frattempo, Sveva, se ce ne sono. 0292947222 se volete intervenire. Per il momento nessuno. Si staranno godendo tutti la diretta in religioso silenzio. Tu hai qualche curiosità? Se hai qualche curiosità, accomodati perché siamo qua per questo. Quindi. Allora, io sono molto curiosa in realtà di vedere chi sarà il Papa, ma per il semplice fatto che non so se ci sarà una sorpresa, se magari non è uno dei nomi più detti o se appunto invece sarà uno di quelli detti e ridetti, papabili, come abbiamo detto in questi giorni. Tu che ne dici? Sai, io che ne penso? Penso che il conclave è sempre un ternallotto, quindi sai, io in questo momento ti potrei dire qualsiasi nome, ma non avrebbe assolutamente alcun valore, per cui gli indizi, almeno nei giorni scorsi si è parlato molto di questo ruolo, gli americani direbbero incumbent, di questo ruolo di, come possiamo dire, di Pietro Parolin, però ripeto, ormai questa è solo carta straccia, è solo tempo perso, per cui bisogna semplicemente aspettare e vedere la diretta. Pare sia Parolin, mi viene detto da una seconda fonte. Attenzione, quindi attenzione, perché potrebbe essere lui.
potrebbe essere pure lui. E ti aspettavi fosse così breve il conclave? Perché da quello che dicevano sembrava ci fosse Ma veramente sai, il ritardo di ieri m'aveva fatto pensare che ci fosse acqua che bolliva, anche a diciamo, me, anche a me. in profondità. Poi, più che altro, sai, è stato anche sentire 'sti malumori dei cardinali che dicevano: "Non abbiamo molto tempo per esprimerci, non abbiamo molto tempo per dire la nostra", e così via. Quindi sai, tutto questo mi aveva indotto a pensare che non ci fosse, cioè che i blocchi fossero troppo divisi. Da un lato questo mi faceva pensare: "Vabbè, allora cercheranno per forza un papa di mediazione, per forza". Dall'altro lato, ti ripeto, sì, va bene, posso farmi, tutte le elucubrazioni mentali che voglio, ma alla fine la verità è quello che è accaduto, circa 1 ora fa dentro la Cappella Sistina e che tra poco sarà rivelata al mondo, molto semplicemente. Quindi sai, in queste cose sì, tu puoi formulare tutte le ipotesi che vuoi, fare le analisi che vuoi, eccetera, eccetera, ma alla fine conta quello che sentiremo tra poco. È tutto qui. Questo assolutamente, ma, Papa Francesco dopo quante fumate era stato eletto? 5 se non sbaglio? Mi pare 5, sì, fu un'elezione pure questa abbastanza, la sua fu, no, mi sa che ce ne volle qualcuna in più, ora non mi ricordo più, ti dico la verità, anche perché nell'emozione del momento mi poni una domanda delle 100 pistole. Credo forse all'8ª, ma non vorrei sbagliarmi. Il che significa l'8ª, questa è la 4ª, il che significa sì, un giorno in più, ecco, un giorno in più. Perché si vota 2 volte al cioè 4 volte al giorno, quindi questa era, la quarta elezione e siamo al secondo giorno. Quindi se non avessero fatto il Papa oggi pomeriggio, ci sarebbe stata un'altra elezione con una fumata attorno alle 19 e sarebbe stata la quinta, e quindi sì, credo all'8ª, non vorrei sbagliarmi. Io personalmente credevo fosse più lunga, ma per il semplice fatto che era stato detto ci fosse una scissione molto netta tra i conservatori e i progressisti, quindi per quello credevo Sì. che ci fossero più discussioni all'interno. Però Ma sai ma sai, è proprio questo il fatto, cioè quando sono così divisi l'unica cosa da fare è cercare di trovare una figura di compromesso, e deve essere per forza uno che deve andare bene a tutti. Se poi ci metti anche la regola dei 2/3, che vuol dire che comunque deve esserci un ampio consenso, e alla fine o veniamo a patti o se no le cose vanno avanti per un po'. E in un mondo che corre come questo, io credo che non sia più possibile. Certo, non credo si possa assistere a un conclave come quello di Viterbo, che durò 3 anni e poi la gente a quel punto chiuse davvero i cardinali, li murò nel palazzo, vescovile, e da lì nacque l'espressione cum clave, e hanno collaudato il sistema in questo modo e poi gli scoperchiarono anche il tetto, fino a quando alla fine non decisero di fare un nuovo papa. Vabbè, per fortuna non è il caso, non è stato questo il caso. Terzo conclave di questo secolo, nonché millennio, niente di meno. 2005, 2013 e 2025. Chissà quando vedremo tra poco chi sarà questo nuovo papa, e chissà che cosa ci riserva il futuro e che cosa farà, soprattutto anche perché ora c'è un giubileo da portare a termine. C'è la questione della Cina, c'è la questione del Medio Oriente, c'è la Russia con l'Ucraina, quindi anche a seconda della figura che verrà fuori tra non molto alla loggia delle benedizioni, noi potremo capire qualcosa di più, secondo me, anche di quello che succederà prossimamente, o che comunque potrebbe succedere, ecco, mettiamola così. Qui vediamo alcuni fedeli polacchi con la no, questi sono, vabbè, sono gli spagnoli, i brasiliani che festeggiano. Poi ci sono, tra un po' vedrete apparire dei fedeli polacchi, c'è un'argentina che agita la bandiera tutta contenta. Qui non succede ancora niente.
Vediamo, qua c'è questa signora, Veracruz, Messico. Esperamos el Papa, ahora bueno. Vediamo che cosa succede. Nel frattempo si sono fatte quasi, anzi sono le 19. Ecco, qua abbiamo altra gente che festeggia. Questa è l'Argentina che agita la sua bandiera, una bandiera polacca. Chissà se stasera agiteremo bandiere italiane, chi lo sa. È dal 1978 che questa, tra poco vedrete anche una bandiera libanese. Dal 1978 vi dicevo che non c'è un papa italiano, l'ultimo fu appunto Albino Luciani, Giovanni Paolo I, da Canale d'Agordo in provincia di Belluno. La piazza è piena, non ci si può proprio lamentare del colpo d'occhio che offre questa sera, e noi siamo qui e aspettiamo ancora. Vi ripeto, sono due fonti che mi spifferano e mi dicono paroline, però torno a ripetere, io non garantisco niente, anche perché in questi casi il rischio è molto alto, però vediamo che cosa succederà, insomma. È passata quasi un'ora dalla fumata bianca, che vi ricordo essere stata attorno alle 18:09 di quest'oggi, giovedì 8 di maggio 2025. Io mi scuso tra l'altro con gli ospiti di stasera, perché avevamo i faccia a faccia e tutto, ma credo che siamo ampiamente giustificati, visto e considerato che la storia ancora una volta ha bussato alle nostre porte. Vediamo un po' che cosa succederà. Ancora immagini, ancora attesa, ma qualcuno ce lo dovrà pur dire chi è questo Papa. Ah, signore. La cosa più, ecco, vi racconto una cosa. Ezio Luzzi, lo sapete chi è Ezio Luzzi? È quel gigante di tutto il calcio minuto per minuto. Ezio Luzzi raccontò che quando fece il concorso in Rai e l'assunsero, per allenarlo a fare le radiocronache, la buonanima di Paolo Valenti, ve lo ricordate? Che brav'uomo, che persona straordinaria che era Paolo Valenti. Paolo Valenti li portò alle 6 del mattino in piazza San Pietro, a Ezio Luzzi e altri giornalisti neoassunti alla Rai, e c'erano solo i netturbini che stavano spazzando la piazza. Allora Paolo Valenti li mise al centro della piazza, si girò verso l'appartamento papale e gli disse: e adesso ognuno di voi provi a improvvisare, provi a raccontare il momento in cui il Papa si affaccerà alla finestra e dirà qualcosa. Quindi, come potete ben vedere, stasera il test, la prova Valenti la sto facendo io, visto che appunto siamo tutti in piazza San Pietro e il Papa si affaccerà tra poco, ma noi nel frattempo vi dobbiamo pur sempre raccontare qualcosa. La radio è fatta di parole, ed essendo fatta di parole necessariamente abbiamo il dovere di dirvi che cosa accade, anche perché tanti di voi magari sono in macchina, stanno viaggiando, tanti di voi non ci vedono perché il loro televisore non gli permette di vedere il canale 252, quindi a maggior ragione io vi devo raccontare pur sempre qualcosa, e quel qualcosa è che stiamo tutti aspettando. Non c'è altro da fare. Stiamo ancora aspettando questo benedetto annuncio alla piazza, che vi ricordo sarà dato dal cardinale Mambertì, che per il momento latita. Lorenzo Viviani mi sta scrivendo che io sarei un papa eccezionale. Lorenzo, tu sei un grandissimo paravento, lascia che te lo dica pure al conclave, cacchio.
Ecco qua, sempre O'Malley che sta predicando, sta parlando con qualcuno. Nel frattempo c'è un'inquadratura di una bandiera, non è quella del Lussemburgo. Vediamo un po'. Tra l'altro uno dei kingmaker che era stato indicato nel corso di questo conclave era stato indicato nell'arcivescovo del Lussemburgo. Casper, ecco chi è il tedesco progressista. Hai visto? Me lo sono ricordato. Walter Casper, teologo, diciamo, di tendenza centro molto sinistra. Mentre invece il cardinale Müller, che è stato tra gli elettori e che abbiamo visto sfilare ieri e giurare, il cardinale Müller è un ex allievo di Ratzinger ed è un noto conservatore di quelli proprio belli sistemati. D'altronde è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede prima di Víctor Manuel Fernández, detto Tuccio Bessame Muccio, perché vi ricordate ha scritto questo libro sul valore teologico dei baci, proprio modello Joseph Ratzinger, spostati e veloce anche. Oh, il sindaco Gualtieri, signori. C'è anche Matteo Salvini in piazza, lo vedrete tra poco inquadrato dai media vaticani, lui è proprio dietro Gualtieri. Qua altri personaggi che festeggiano. Vediamo un po' altre persone che festeggiano. Eccoci qua di nuovo in diretta da Piazza San Pietro. E la cosa più snervante è questa, arrivare all'annuncio finale, perché ecco, vedete Gualtieri, dietro di lui c'è Matteo Salvini, poi ovviamente ci sono generali della finanza, ufficiali, alti ufficiali dei carabinieri, insomma riconosciamo tutto un parterre di autorità che naturalmente non hanno mancato di essere presenti all'annuncio alla piazza. Nel frattempo tutto tace, vedete questa suora, questa è la suora che ha guidato tra l'altro il governatorato dello Stato Città del Vaticano e ha fornito tutto il necessario per l'organizzazione e lo svolgimento del conclave. Allora, dove siamo qua? Ancora stiamo aggirandoci per Piazza San Pietro, sempre in attesa di vedere Mambertì. È passata un'ora ormai, sono le 19:08, un'ora fa il Papa è stato eletto, quindi ormai è questione di poco. Per adesso le tende alla loggia delle benedizioni non sembrano muoversi, che anche quello è naturalmente un indice di movimento, chiaramente, del fatto che sta arrivando il cardinale. Vedete inquadrata appunto la loggia delle benedizioni, ma non succede niente per adesso. Non succede niente, noi aspettiamo. Qua verrebbe davvero da mettersi a cantare Gennarino primo degli Squallor, non lo faremo ovviamente, perché il momento è solenne, se permettete ce lo viviamo in tutta la sua storicità. Vedete in alto, sopra la terza loggia, c'è l'appartamento papale che ha le finestre ermeticamente chiuse. Stasera il Papa andrà a rompere i sigilli, ovviamente, se vorrà prendere possesso immediatamente dell'appartamento papale o se pure preferirà restare a dormire in Santa Marta. Vedremo anche questo, che cosa vorrà fare. A proposito di aneddoti così sul conclave, vi voglio raccontare che quando fu eletto Luciani, alla fine festeggiarono con la torta e mentre festeggiavano arrivò il cardinale Enrique Tarancón, che era il cardinale arcivescovo di Madrid, che aveva accompagnato la Spagna durante la transizione da Franco alla democrazia. E il cardinale Tarancón era un tabagista incallito, era uno che fumava in una ciminiera, era Tarancón. E allora il cardinale Tarancón andò da Papa Luciani appena eletto e gli disse: Santità, senta, io fumo, posso accendermi un sigaro, posso fumare, Santità?
Allora Luciani lo guardò un attimo, lo soppesò e poi disse tra l'ilarità generale: va bene, glielo concedo di fumare, ma a patto che la fumata sia bianca. Grasse risate di tutti i presenti. A proposito di fumo, una volta capitò a cosa? Capitò a, non mi ricordo se era Pio IX o Leone XIII, credo Leone XIII. Lui aveva l'abitudine di sniffare il tabacco, lui pigliava il tabacco da fiuto. E allora un giorno andò un cardinale e lui gli offrì una presa di tabacco da fiuto, perché lui tra l'altro si sniffava questo tabacco spagnolo. E il cardinale gli disse: Santità, ma io non ho questo vizio. E lui gli rispose: stia tranquillo, se fosse un vizio lei lo avrebbe. Altri tempi davvero, ladies and gentlemen. Qui c'è gente che festeggia con la bandiera italiana, manco avessimo vinto i mondiali. Lorenzo, ma anziché mandarmi messaggi, perché non fai lo 0292947222 e così ti fai vivo e magari dici qualcosa anche tu mentre aspettiamo questo benedetto annuncio alla piazza? O comunque, se qualcuno di voi si vuole accomodare, noi siamo qui a disposizione. Nel frattempo ancora non si sa nulla. Siamo qui che aspettiamo. Mamma mia, mi sa che però no. C'è questa inquadratura frontale, si vede adesso, della Basilica Vaticana. Voi le vedete con qualche secondo di ritardo, ma sembra proprio tutto pronto. Che diamine, insomma. Tutti a testa in su, signori. Mi sa che ormai siamo pronti, eh? Chiarere, 19:12. Vediamo, aspettiamo ancora. Ecco che si apre. Sveva, apri l'audio. Io non lo sento, l'audio è aperto? Enrico Mambertini. Abbiamo il Papa. Leone XIV, il nuovo Papa. Il nuovo Papa si chiama Leone, meno. Eletto il cardinale Prevost, niente di meno, no, niente Parolin, nient'altro. Prevost, Leone XIV, signori. L'avevamo appena evocato Leone XIII. È il Papa americano, signori. Abbiamo un Papa statunitense ed è l'uomo che può portare una mediazione con gli Stati Uniti d'America. Quindi Trump
presidente degli Stati Uniti d'America e il cardinale Prevost che diventa il Papa Leone XIV, signore. Tra poco lo vedremo arrivare, sentiremo le sue prime parole alla piazza. Ecco, viene steso ora drappo Leone XIV si presenterà, era prefetto del Dicastero per i Vescovi, vescovo emerito di Citraio, promosso il 6 febbraio scorso da Bergoglio all'Ordine dei Vescovi col titolo della suburbicaria di Albano. Era stato in Sud America, soprattutto in quel del Perù. È un agostiniano, è entrato nel 77 tra gli agostiniani a St. Louis nel Missouri. È stato appunto lungamente missionario in Perù e naturalmente nel 1998 poi è stato eletto direttore delle vocazioni e della provincia agostiniana madre del consiglio di Olympia Fields, Illinois, è stato vicepresidente della conferenza episcopale peruviana e nel 2023 Papa Francesco l'ha voluto alla guida della Pontificia Commissione per l'America Latina e prefetto per il Dicastero dei Vescovi, quindi uno che comunque ha maneggiato assai dossier anche di molti suoi confratelli. Vediamo un po' che tipo è. Lui condivideva l'approccio, insomma, in tema ecologista di Bergoglio, ma è un tipo un po' più stretto per quanto riguarda il rapporto con il mondo LGBTQ. Per cui Leone XIV è il 267esimo Papa della Chiesa Cattolica ed è uno statunitense, signore e signori. È uno statunitense, ma non sembra essere uno statunitense di carattere trampiano, anche se di lui in realtà poco delle sue posizioni, poco si tratta, è sempre stato un tipo molto riservato, devo dire la verità. Comunque, ad ogni buon conto, vediamo che cosa succede adesso. E allora eccoci qua appunto a vedere Prevost, vediamo un po' dove l'avevo messo, sì. Missionari in Perù, tra l'altro già che c'eravamo nel passato era stato accusato di aver lasciato un prete pedofilo, poi condannato a 9 anni di carcere a far danni nella provincia agostiniana di Nostra Signora del Buon Consiglio. Lui era comunque indicato tra i progressisti, ne avevo scritto tra l'altro per Italia Oggi nei giorni scorsi, eccolo qua. Certo è che al di là di tutto questo, al di là di questa vicenda su cui poi ci sarà bisogno di chiarire le cose, è interessante capire, sarà interessante capire le dinamiche che hanno portato all'elezione di Prevost. È chiaro che si è creato un consenso all'interno tra i progressisti, consenso che ha scalzato evidentemente tutto il resto. Insomma, non è una figura che può andare bene ai conservatori, è una figura che prosegue
tutto sommato, o sembra proseguire tutto sommato la linea bergogliana, ma il fatto che egli sia un po' più stretto su alcune cose in termini di morale sessuale, questo lascia intendere che ci saranno comunque dei cambiamenti. Vediamo ora che cosa farà. Soprattutto non credo che si creerà, si è rotto il tabù, questo va detto, perché un Papa americano si era sempre detto no, ci sarebbe un'eccessiva concentrazione di potere politico e di potere spirituale. È altrettanto vero che Prevost non può essere diciamo così indicato tra i sostenitori di Donald Trump né tantomeno della sua linea politica. Quindi anche qui sarà molto interessante capire quale sarà il comportamento e diciamo la relazione che si creerà tra i due. Prevost, settantenne, che arriva come leone 14esimo. Sarà anche interessante scoprire il perché del richiamo a Leone. Leone che con questo Papa che emerse negli anni più duri, tra l'altro, della questione romana, e però con questo suo lunghissimo regno, fu un pontificato che durò dal 1878 al 1903, Leone XIII fu anche l'uomo che allargò lo spazio diplomatico della Chiesa cattolica nel mondo, fu l'uomo che comunque cercò rapporti con le varie potenze e realtà europee, l'uomo che guardò al mondo, cioè con Leone XIII la Chiesa cominciò a macinare sempre di più l'idea di essere una realtà globale. Questo lascia intendere anche un'idea di un pontificato che vuole essere ancora più verso il mondo, ancora più attento al mondo. È chiaro che le posizioni che prenderà questo nuovo Papa saranno anch'esse da valutare e da vedere. Certo è che un americano, seppure progressista, che diventa Papa, è un messaggio molto forte che viene mandato anche all'attuale inquilino della Casa Bianca, come dire siamo venuti a prendertelo direttamente in casa il Papa e sappi che ora avrai una figura altrettanto forte a contrastare la tua figura. Quindi questa mi sembra anche una risposta, se volete, a quell'immagine che era stata pubblicata da Trump, che poi era un'immagine che veniva da un meme di internet, questa immagine in cui c'era lui vestito da Papa, immagini che aveva suscitato polemiche a non finire su questa vicenda. Vediamo che cosa succede. Ancora una volta però questa è la dimostrazione del fatto. Ecco il Papa. Eva, apri l'audio e sentiremo tra poco le parole del nuovo Papa.
il Papa ha salutato vero e proprio programma di governo. E adesso la benedizione Verdi e Sordi impartita da Leone XIV.
Va bene, allora possiamo riprendere la linea e naturalmente, allora, sarò breve. Leone XIV si presenta come il Papa della pace disarmata e disarmante, perché il cristiano è pacificatore, non è pacifista. Questa è una ripresa anche, se volete, dell'idea giovannea di Giovanni XXIII e della pace in terris, quindi è una linea che lo vedrà attivo evidentemente nel mondo con la diplomazia vaticana, chiaramente, per far pesare la voce della Chiesa davanti ai conflitti, davanti a una terza guerra mondiale a pezzi, tanto per cominciare. Il Papa dice che questa Chiesa abbraccia tutti, e questo riprende l'idea bergogliana che nella Chiesa c'è spazio per tutti, bisognerà vedere però con quali limiti e con quali possibilità. Ha scelto di chiamarsi Leone. Leone fu anche un Papa abbastanza di conservazione. È un pontificato evidentemente proiettato per il mondo, è un pontificato che vuole però un ritorno alla fede. Papa Prevost, come vedete, ha parlato molto di Dio, dell'amore di Dio, la lieta notizia dell'amore di Dio, e questo evidentemente indica una certa spiritualità. Tra l'altro ha ricordato con orgoglio di essere un agostiniano. Mi piace pensare a quello che Agostino scrive nelle sue confessioni, cioè fatti per noi, Signore, che il nostro cuore trepida fino a che noi non riposiamo in te. Quindi anche questo è il segnale di un pontificato che comunque virerà verso una parte più spirituale, meno mondana, meno con fughe in avanti rispetto a quello che ha fatto Jorge Mario Bergoglio. Il saluto alla sua diocesi che ha guidato quando era missionario nel Perù, c'è questo popolo fedele che ha camminato insieme al vescovo, e anche qui noi siamo qui per camminare insieme a voi, per camminare con voi. È una chiesa che ovviamente parla da madre e, se posso dire, anche maestra, forse più madre che maestra, però questo è il ruolo a cui Leone XIV sembra presentarsi. Due particolarità: questo non è stato un saluto alla piazza, questo è stato un vero e proprio discorso programmatico del pontificato, e in un certo senso è anche una rottura, è un'innovazione rispetto alla possibilità, diciamo, al fatto che il Papa l'indomani leggeva il discorso programmatico in Cappella Sistina ai cardinali e gli diceva come sarebbero andate le cose. Naturalmente le cose sono cambiate. Lui ha parlato direttamente al popolo e direttamente al popolo ha spiegato quale vuole essere il suo programma, quello che lui vuole fare. Quindi l'uomo, anche in questo, se volete, riprende un po' la Chiesa primigenia. Antonino, mi senti? Vai Siamo in Antonino. onda? Sì, Antonino, Perfetto. ti sentiamo. Perfetto, stavo dicendo, quindi un pontificato che punterà più al lato della testimonianza della fede, più al lato spirituale, ma sarà anche un pontificato, vedrete, interventista per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda la pace, anche il fatto che lui abbia cominciato con la pace sia con voi e appunto vi dicevo, la pace disarmata e disarmante. Quindi sarà un Papa che si muoverà sullo scacchiere mondiale, che non ha assolutamente intenzione di restare chiuso
in Vaticano a benedire e baciare bambini. L'altra cosa particolare è che chiaramente questo nuovo pontefice, se ci avete fatto caso, aveva il discorso già pronto, quindi evidentemente si è scritto un discorso, ha preparato delle parole da dire, e questo è un vero e proprio discorso programmatico. Di solito, dicevo prima che cadesse la linea, di solito i papi leggevano questi discorsi programmatici ai conclavi, ai cardinali, scusate, l'indomani in Cappella Sistina. Stasera il discorso l'ha letto a tutto il popolo, per cui anche questo, se volete, un po' ritorno alla Chiesa delle origini, la Chiesa che aveva un dialogo serrato tra i suoi pastori e il popolo. Ha parlato di sinodalità, ha parlato di cammino nel dialogo. Chissà come si muoverà sotto il profilo del diritto, se e che tipo di macchina vaticana vedremo nel prosieguo. Per adesso è chiaro che nel momento in cui questo Papa si presenta con un nome così, che è il nome di un uomo, ripeto, il suo predecessore Leone XIII fu l'uomo che cominciò a dialogare col mondo, che cominciò a muoversi e a intuire la portata globale della Chiesa. Naturalmente è un pontificato che si presenta ambizioso e di ampio respiro. Certamente non sarà un pontificato di conservazione, questo mi pare abbastanza intuibile, ma sarà un pontificato che rimetterà, credo, lo spirituale al centro della missione papale, oltre appunto alla missione cristiana della pacificazione mondiale. È chiaro che un Papa così a Donald Trump non andrà assolutamente a centro. Però, se voi volete, anche una risposta geopolitica della Chiesa a un presidente che nei giorni scorsi non ha mancato di farsi sentire ancora una volta come l'unico o il principale protagonista della vita pubblica mondiale. La Chiesa risponde con un Papa nazionale che è stato missionario, che non è un conservatore e molto probabilmente non mancheranno le scintille. Certo è che nel momento in cui questo Papa dice pace disarmata e disarmante, poi la Chiesa si candida a essere, diciamo così, a svolgere una funzione diplomatica di mediazione nel mondo, che può aiutare anche De Donald nel caso in cui volesse continuare, per esempio, a tentare una pacificazione tra Russia e Ucraina. Giovanni, sei lì? Eccomi Antonino, eccomi qua. Eccomi qua. Io direi che ho parlato anche troppo, prego. No, anzi ti ringraziamo della maratona, in questo caso papalina, diciamo. No, diciamo, allora sicuramente, allora, per quanto premessa fosse il nome suo nella lista dei papabili, nel giochino anche stucchevole mediatico di questi giorni, sicuramente possiamo dire, credo, che ci ha sorpreso, nel senso che sembrava ci fosse un climax in crescendo e favorevole per il cardinale Parolin. Questo, diciamo, diciamo una cosa terra terra, ma la saggezza popolare non è, come dire, una chiave che non c'entra con la Chiesa. Questo a conferma del famoso detto, no: chi tende a entrare papa tende a uscire cardinale. Il dato, allora, l'unico dato clamorosamente politico, sono d'accordo con te, in una questione di metodo, cioè il discorso effettivamente è stato un discorso, non è stato, diciamo, un saluto semplicemente empatico, una dichiarazione semplicemente pastorale, è stato una sorta di abbozzo di manifesto, e in questa, diciamo, diversità di metodo è probabilmente un messaggio di merito, cioè, come dicevi anche tu, detto male, la Chiesa starà nel mondo e quindi farà politica nel senso lato, cioè starà nella polis, no, e si, come dire, confronterà con le urgenze della polis. Questa da un lato sicuramente si può immaginare come continuità di metodo col papato di Francesco, probabilmente lo sarà molto anche nel merito, potrebbe non esserlo del tutto, nel senso che qual è poi il grado di adesione a
diciamo le verità predominanti mondane o invece no, il grado di confronto anche critico che la Chiesa può instaurare. Questo non mi pare che sia il finale su cui quel surplus di spiritualità che dicevi tu sembrava evidente dal lessico anche di Leone XIV potrebbe segnare viceversa una diversità di toni, ecco. Da questo punto di vista seguirebbe l'esortazione del cardinale Decano Re, no, che noi abbiamo malamente riassunto nel fatto che serve un papa che parli anzitutto di Dio e del dramma dell'assenza di Dio, diciamo spesso anzitutto nel continente culla della cristianità, prima ancora che del cristianesimo, che è l'Europa, no, che soffre un fenomeno di cristianizzazione sostanzialmente. Giudico interessante, sono impressioni a braccio ovviamente, ma giudico comunque interessante da un punto di vista geopolitico, che ovviamente che sia il primo papa americano. È vero che chiaramente un americano nel giochino mediatico di cui sopra, che potremmo definire anti-trumpiano, soprattutto sul tema delle migrazioni, sul tema, insomma, uno che ha anche delle volte fatto un controcanto autorevole, no, alla narrazione trumpiana. È uno, correggimi se sbaglio, che però su un segmento di temi etici, diciamo, che riguardano la morale sessuale e la relazione con la comunità LGBT, invece è un po' più conservatore del progressista medio su quello spicchio di discorso lì. Questo forse potrebbe spiegare anche come dire, il fatto che magari ha compattato voti anche eterogenei tra loro, immagino, per diventare papa. Ecco, questa è una domanda, è frutto di quale convergenza questo papa? Cioè della convergenza semplicemente, tra virgolette, dell'universo, diciamo, bergogliano, che in realtà è molto più al suo interno variegato, composito e a volte anche in contraddizione, ma insomma è frutto di una grande convergenza dove non hanno giocato un ruolo i conservatori, o di una convergenza dove ci sono stati anche i conservatori. Questo no, potrebbe influire sull'agenda, immagino. Un ultimo elemento che mi sembra interessante così di primo acchito è la sua rivendicazione di essere un agostiniano. Questo è stimolante, se vuoi, filosoficamente, perché rimanda un po' a quella surplus di spiritualità di cui parlavamo, cioè se uno evoca Sant'Agostino, primo lui un agostiniano da un punto di vista proprio della geografia interna della Chiesa, ma filosoficamente se uno evoca Sant'Agostino, diciamo, evoca un Dio non teoretico, no? Non scolastico, non solo frutto di approccio razionalista, ma evoca un po' quello che Benedetto XVI nelle sue riflessioni teologiche chiamava il Dio vivente, no? Cioè evoca una dimensione esistenziale di Dio se uno evoca Sant'Agostino. Questo mi pare molto interessante e ancora una volta potenzialmente ricollegabile a quelle parole del cardinale Re, per cui bisogna, insomma, contrastare i dogmi mondani che tagliano un po' fuori questa dimensione esistenziale agostiniana. Ecco, questo lo giudico interessante. Dopodiché sicuramente sarà un papato nel mondo sociale, perché uno che usa il nome di Leone fa una dichiarazione di intenti esplicita, americano, ma tendenzialmente... Sì, il recupero della dottrina della Chiesa, giusto? La Rerum Novarum, che nacque in risposta e in lotta al manifesto non tanto al manifesto del Partito Comunista quanto al socialismo che alla fine dell'Ottocento imperversava. Anche questo è interessante perché è, come hai detto tu, l'approccio della Rerum Novarum è sulla questione sociale, ma chiaramente alternativo alla visione socialista. Quindi, come dire, occhio a semplificarlo come un mero continuatore di Bergoglio, sicuramente non è in discontinuità, e sicuramente questa doppia faccia americano, ma diciamo non collocabile vicino all'attuale amministrazione americana, sarà un fattore dialettico da monitorare, ecco. Non so se possiamo considerare un primissimo abbozzo di riflessione questo. Ci sono elementi in contraddizione tra loro in questo momento, no? Bisogna vedere poi che via prende praticamente il papato. Sì. Guarda, io credo che dovremmo assorbire ancora questo lungo discorso, ripeto, programmatico che il Papa ha letto
dalla loggia delle benedizioni, però mi sembra abbastanza chiaro che alcuni punti sono chiari. Primo, azione globale, azione per la pace, quindi richiamo alla diplomazia, annuncio del ritorno delle cose spirituali e poi appunto il recupero della questione sociale. Questi credo siano i 4 ambiti su cui questo pontificato può cominciare a muovere i propri passi. Assolutamente sì, mi pare un'efficace sintesi. Noi ovviamente a partire da domattina lo racconteremo e stando dietro alla cronaca proveremo a scavare la sostanza, no, che il nuovo Papa ha già messo sul tavolo con questo discorso e con la scelta, diciamo, molto programmatica, contenutistica di questo discorso. Intanto possiamo certificare un'ovvietà, ma che a volte non fa male certificare le ovvietà. La Chiesa è viva, no? I riti della Chiesa sono vivi, diciamo continuità, ma qui non mi riferisco all'ultimo papato, no? Mi riferisco alla continuità secolare, se non millenaria, della Chiesa è viva, e questo insomma, no? Nell'era dell'effimero e dell'istante è un dato da registrare. E poi per concludere una cosa, Leone Magno fermò Attila, re dei Chini. Scegliete voi chi può essere l'uno in questo caso che Leone XIV proverà ad domesticare. Diciamo che dei candidati si affacciano, sì, per ricoprire il ruolo di Unno. Ecco, appunto. Appunto, mi sa che avrà lavoro da fare. Sì, sicuramente. Noi già da domani comunque ovviamente seguiremo le primissime evoluzioni e quindi anche vi daremo degli elementi, no, di cronaca e di interpretazione in più. Per ora io mi sento di fare una parzialissima sintesi: un papato in continuità ma non fotocopia di quello di Francesco, con una ripresa della dimensione spirituale che sta tutta in quella rivendicazione di agostinismo. Ecco, questa è la mia personalissima e parzialissima sintesi. Decisamente, sono d'accordo con te, e gli effetti li vedremo a breve, io credo, a breve. Intanto si è presentato vestito da Papa, a differenza di Bergoglio, e aveva un anello d'oro del pescatore, niente male. Per cui attenzione, perché sì, va bene la continuità, ma anche queste cose fanno, tra virgolette, un Papa. E sicuramente è uomo troppo esperto per non sapere che già la scelta dell'abito era il primissimo messaggio e che tutti l'avrebbero collegato alla scelta comunque a suo tempo, diciamo, non convenzionale di Bergoglio, ecco. Certo. Molto bene, Giovanni. Io ti ringrazio molto, Antonino, come al solito, di essere stato sul pezzo. Figurati, non c'è problema. Siamo qua per questo, insomma. Grazie a tutti voi che mi avete supportato e grazie agli ascoltatori che mi hanno sopportato, perché sai, tu giustamente hai fatto la tua parte, ma io spero che a casa alla fine siano riusciti a sopportare anche questa diretta, perché effettivamente nei giorni scorsi c'è stata troppa enfasi su questo conclave. Sveva giustamente dice che tensione che c'è stata. Sì, c'è stata ed è stata tanta, è vero, ma ora le cose cambiano, possono cambiare. Indubbiamente. Antonino, ti ringrazio molto. Io saluterei i nostri ascoltatori, li reinviterei ovviamente domani a sintonizzarsi, a dirci anche la loro sulle onde di Radio Libertà. Come dici tu, scusami, le sue magiche onde. Esatto, non mi sarei mai permesso di scipparti questa citazione. Ci aggiorniamo a domattina e grazie a tutti, e abbiamo ufficialmente il nuovo Papa. Benissimo, grazie a tutti e a domani. The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Buona serata. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.